capire quanto vale il record delle Pantere imbattibili basta dare un'occhiata alla data di inizio della striscia vincente targata Imoco. Un percorso netto iniziato il 15 dicembre 2019, quando l'incubo Covid non aveva ancora rivoluzionato le nostre vite. Da allora, per le ragazze di coach Santarelli, la parola sconfitta è stata cancellata dal vocabolario giallo-blu. Eguagliato il record italiano, ieri è toccato il record mondiale da Guinness dei primati, 73 vittorie consecutive come le turche del Vafik Bank, che realizzarono la striscia tra il 2012 e il 2014. Ci dà ulteriore fiducia, vuol dire che stiamo facendo un cammino che sta durando da tantissimo tempo e lo stiamo facendo non sempre nel migliore dei modi, ma comunque ne usciamo un po' con le ossa rotte, ma sempre con tanta fiducia. Sì, perché contro Cuneo non è certo una passeggiata. Le piemontesi danno del filo da torcere ai Gonu e compagne, vincendo il primo set e allungando 2-1 nel terzo. Il record mondiale sembra sfumare, ma le Pantere trovano gli aggiustamenti e non mollano di un centimetro. Pareggio e vittoria al quinto set. Vittoria numero 73. È primato mondiale in coabitazione. Adesso manca l'ultimo tassello. Domenica al Palaverde contro Trento si va a caccia del record assoluto, quei 74 successi consecutivi che nessuno ha mai raggiunto. Questa per noi potrebbe essere una giornata storica, vorrei che ci fossero tutti i tifosi, la squadra sta bene, stiamo recuperando tutti i pezzi, sarebbe bellissimo festeggiare qualcosa di importante tutti insieme.